Buongiorno carissimi fratelli e sorelle, eccoci ancora insieme per iniziare questa nostra giornata nel modo più bello, ringraziando il Signore per il dono della vita e affidandoci alle mani premurose di Maria. Buongiorno a tutti, ma soprattutto buongiorno a Maria, che oggi vogliamo ricordare come sostegno e difesa della nostra vita. Iniziamo nel segno della croce che ci ricorda l'amore di Dio per ognuno di noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia. Cristo che hai portato nel grembo, alleluia. È risorto come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia. Il Signore è veramente risorto, alleluia. Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Nel Vangelo di Luca così leggiamo: in quel tempo, mentre Gesù stava parlando, una donna alzò la voce di mezzo alla folla e disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». La Beata Vergine Maria è una donna straordinaria per la sua fede. È una discepola che compendia nella sua vita tutte le verità della fede. È madre perché sostiene e protegge la fede dei suoi figli. Donna straordinaria per la fede. Elisabetta, madre del Precursore, la proclamò beata, poiché credette al messaggero celeste. Per fede concepì il Figlio di Dio e sorretta dalla fede seguì Gesù e presso la croce sostenne e soffrì la sua morte. Sotto l'impulso della fede credette che egli sarebbe risorto e attese la venuta del promesso dal Padre. Discepola che riunisce in sé i dogmi della fede. La Beata Vergine, per la sua intima partecipazione alla storia della salvezza, come insegna il Concilio Vaticano II, riunisce per così dire in sé e riverbera le grandi realtà della fede. Un racconto stamattina, forse un po' lunghetto, ma merita di essere ascoltato con attenzione. Questa è la storia di una bambina di 8 anni che sapeva che l'amore può fare meraviglie. Il suo fratellino era destinato a morire per un male molto grave. I suoi genitori erano poveri, ma avevano fatto di tutto per salvarlo, spendendo tutti i loro risparmi. Una sera il papà disse alla mamma in lacrime: «Non ce la facciamo più, credo sia finita. Solo un miracolo potrebbe salvarlo». La piccola, con il fiato sospeso, in un angolo della stanza aveva sentito. Corse nella sua stanza, ruppe il salvadanario e senza far rumore uscì e si diresse alla farmacia più vicina. Attese pazientemente il suo turno, si avvicinò al bancone, si alzò sulla punta dei piedi e davanti al farmacista meravigliato posò sul banco tutte le sue monetine. «Perché cos'è? Che cosa vuoi, piccola?» «È per il mio fratellino, signor farmacista. È molto malato e io sono venuta a comprare un miracolo». «Che cosa dici?» borbottò il farmacista. «Si chiama Andrea e ha una cosa che gli cresce dentro la testa e papà ha detto alla mamma che è finita, non c'è più niente da fare e che ci vorrebbe un miracolo per salvarlo. Vede, io voglio tanto bene al mio fratellino, per questo ho preso tutti i miei soldi e sono venuta a comprare un miracolo». Il farmacista accennò un sorriso triste. «Piccola mia, noi qui
non vendiamo miracoli, disse. Ma se non bastano questi soldi, posso darmi da fare per trovarne ancora? Quanto costa un miracolo? Nella farmacia c'era un uomo alto ed elegante, dall'aria molto seria, che sembrò interessato a questa strana conversazione. Il farmacista allargò le braccia mortificato. La bambina allora, con le lacrime agli occhi, cominciò a recuperare le sue monetine. L'uomo si avvicinò a lei. «Perché piangi, piccola? Che cosa succede?» «Il signor farmacista non vuole vendermi un miracolo e neanche dirmi quanto costa. È per il mio fratellino Andrea, che è molto malato. Mamma dice che ci vorrebbe un'operazione, ma papà dice che costa troppo e non possiamo pagare e che ci vorrebbe un miracolo per salvarlo. Per questo ho portato tutto quello che ho». «Quanto hai?» $1,11. «Ma sapete», aggiunse con un filo di voce, «posso trovare ancora qualcosa». L'uomo sorrise. «Guarda, non credo sia necessario. $1,11 è esattamente il prezzo di un miracolo per il tuo fratellino». Con una mano raccolse la piccola somma e con l'altra prese dolcemente la manina della bambina. «Portami a casa tua, piccola. Voglio vedere il tuo fratellino e anche il tuo papà e la tua mamma e vedere con loro se possiamo trovare il piccolo miracolo di cui avete bisogno». Il signore alto ed elegante e la bambina uscirono tenendosi per mano. Quell'uomo era il professor Carlton Armstrong, uno dei più grandi neurochirurghi del mondo. Operò il piccolo Andrea, che poté tornare a casa qualche settimana dopo completamente guarito. «Questa operazione», mormorò la mamma, «è un vero miracolo. Mi chiedo quanto sia costata». La sorellina sorrise senza dire niente. Lei sapeva quanto era costato il miracolo, $1,11, più naturalmente l'amore e la fede di una bambina. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che nella Beata Vergine Maria, gloriosa Madre del tuo Figlio, hai dato un sostegno e una difesa a quanti la invocano, concedi a noi per sua intercessione di essere forti nella fede, saldi nella speranza, perseveranti nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il fioretto, abbiamo parlato di fede, e allora oggi reciterai durante la tua giornata il credo, farai la tua professione di fede e lo farai, se possibile, davanti a un'immagine della Madonna. Buona giornata a tutti.